Ehi là! Siamo a Laghi, un piccolo comune del Vicentino. Si chiama Laghi perché? Perché ci sono i laghetti, ma Laghi è conosciuto perché ha un primato, è il più piccolo comune del Veneto. Momento cultura. Laghi è un comune italiano di 124 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto, situato nella Val di Ferro nelle Prealpi Venete. Per numero di abitanti è il comune più piccolo della regione, quindi qui si conosceranno tutti, il sindaco magari farà anche il meccanico e l'elettricista. Siamo qui perché il nostro amicone è il Monte Toraro, 1900 metri di altitudine. Andiamo e conosciamolo. Dopo la chiesa di Laghi, girate a destra e fate 1,5 km di strada asfaltata in salita. Arriverete località Collegio e inizia il nostro sentiero qua, segnato sempre molto bene, e eccolo qua, dentro il bosco. Quindi iniziamo a fare sul serio. Qui non ci sono tabelle con i sentieri numerati eccetera, ci sono solo i nostri bei segni sulle piante e sulle rocce, però seguiamo loro e arriveremo a destinazione, dai! Mi viene da ridere perché qua questo itinerario l'ho fatto 2 volte, in gara, un vertical, e in allenamento. Quella volta ho chiesto a mio fratello, che all'epoca era un amatore di maratone, adesso ne ha fatte qualcuna, di fare un trail, provare un trail. È venuto un battesimo devastante, se la ricorda bene quella volta là. Dopo vi dirò i dati, capirete. Quindi andiamo su e andiamo. Qui il panorama è il top e noi corriamo sul Trodo e andiamo su. Non mi viene voglia di venire anche voi qua, dai, venite! Eccoci al momento panorama. Solo questo basta per farvi venire qua. Andiamo. Dopo 3 km e 700 metri troviamo le prime indicazioni ufficiali. Noi diamo il nostro bel numero al nostro sentiero, il 530 Toraro, che continua su di qua. Quindi abbiamo tutto e più carichi di così, ragazzi, più carichi di così, sì! Ormai siamo esperti e ragazzi il sentiero è un po' interrotto, qua è venuto giù alla grande e passiamo sotto anche qui e qua, scavalchiamo il tronco. Il sentiero è là, con calma lo facciamo. Imprevisti, in montagna capita anche questo, dai! E subito dopo il bosco abbiamo una bella mulattiera e si apre una vallata strepitosa. Dovevo ancora dire strepitoso oggi, E è indicato molto bene il nostro sentiero, il 530 Monte Toraro, che ci rimanda su di là. Quindi siamo più che giusti. Su! E dopo la mulattiera, di nuovo dentro il bosco. Il Toraro ci aspetta. Guardate che colori. Cioè, vedete voi perché sembra che continuo a dire le stesse cose. Bellissimo. Anzi, strepitoso. La vetta si avvicina. Ci siamo quasi. Il panorama bellissimo. Andiamo, il Monte Toraro
è nostro su. Poi mi chiedono, Giampi, ma perché ti piace andare in montagna? Perché? Cioè, perché? Perché? Ma non lo so, ci devo pensare. Eccoci, il Monte Toraro, guardate che roba. E come sempre, sopra il monte c'è una bella croce che ci indica che siamo in vetta e il panorama qui è strepitoso, veramente. Allora, siamo a 1900 metri di altitudine, siamo partiti da laghi, alcuni ragazzi qui in vetta mi hanno detto che il primo sentiero è il 525, poi località collegio 525, poi abbiamo preso il 530, fuori dal bosco una mega prateria, su di nuovo nel bosco, le indicazioni precise ci portano su sul Monte Toraro, bellissimo, 7 km e 200 metri con un dislivello positivo di 1073 metri. All'inizio tira, però ne vale la pena. E poi i laghi, il paese più piccolo del Veneto. Quindi venite! Grazie, grazie, grazie. Continuate a seguirmi su Giampiran, Facebook, Instagram e YouTube. I prossimi sentieri saranno sempre più belli, più numerosi e più avvincenti. Quindi dal Monte Toraro è tutto conquistato. Alla prossima! Ehi là! Bubu 7 te! Venite sul Toraro! Ciao!